Buongiorno, le principali notizie. A Catania è arrestato un 27enne per tentato omicidio al villaggio Dusmet. Al culmine di una lite ha sparato un vicino di casa ferendolo una gamba. Intanto vanno avanti le indagini sul ferimento di un parrucchiere in via della Concordia. Il capo della Protezione Civile siciliano Niscemi, la croce, simbolo di resistenza, verrà restaurata. Quasi 100 le famiglie che non potranno più tornare a casa. Sembravano bambini, poi mi hanno colpito. Il racconto del commerciante di Palermo preso di mira da una baby gang. Rapina a un bombolaro a Catania, armato di pistola, si fa consegnare l'incasso, poi fugge ma viene riconosciuto e arrestato. A Siracusa un detenuto del carcere Cavadonna picchia gli agenti che volevano riportarlo nella sua sezione. A Palermo in mostra i capolavori dell'impressionismo, Monet e la Normandia, racconta anche la relazione tra i due paesi. Gara scoppiettante ieri a Marassi, finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, altalena di emozioni, alla fine pareggia Ceccaroni per i siciliani. Inzaghi, un punto importante. Il Catania non va oltre il pareggio contro il Cerignola al Massimino 0-0, il finale e il Benevento vittorioso a Trapani, scappa via Siracusa, gioca bene ma va KO a Cosenza. Buongiorno, eccoci, benvenute e benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. Dunque la polizia di Catania ha arrestato un 27enne accusato di tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa nel villaggio Dusmet. Domenica infatti gli ha sparato ferendola una gamba e proseguono intanto le indagini anche su un altro ferimento, quello di un parrucchiere avvenuto in via della Concordia. Sentiamo Simona Mazzone. Per gli spari di domenica scorsa al villaggio Dusmet è stato arrestato e portato in carcere un 27enne accusato di tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, un 48enne ferito alla gamba che è stato portato all'ospedale Cannizzaro dove i medici, a causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Il 27enne, che si trovava in casa al villaggio Dusmet perché sottoposto ai domiciliari, secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Catania, prima di ferire il 48enne aveva sparato un colpo di fucile verso la casa di un parente del vicino, provocando un foro su una parete. Il 27enne, prima ancora che l'uomo salisse per le scale che portano nel suo appartamento, ha sparato ancora col fucile, questa volta colpendo la vittima a una gamba. La polizia è riuscita anche a trovare il nascondiglio in cui l'uomo aveva nascosto l'arma con cui aveva sparato, in una mansarda nascosta da una botola. E la polizia indaga anche sulla sparatoria avvenuta in via della Concordia, dove un pregiudicato di 27 anni è stato ferito alla gamba sinistra all'interno del locale nel quartiere di San Cristoforo. Il giovane è sottoposto agli arresti domiciliari, ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri. Ha raccontato agli agenti di aver udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dal negozio e di essere stato colpito accidentalmente alla gamba. Una versione che non convince gli investigatori. Secondo altre fonti, infatti, il 27enne sarebbe stato colpito al culmine di una lite. Il ferito è stato portato all'ospedale Garibaldi mentre le indagini proseguono per fare luce sull'episodio. Gravi violazioni di natura ambientale, così è stato sequestrato il parco acquatico Etnaland a Catania. Ieri si è conclusa un'attività di indagine in campo ambientale sotto il coordinamento della Procura di Catania nei confronti del parco che si trova appunto a Belpasso. E adesso a Niscemi, dove c'è stato il capo della Protezione Civile siciliano, e sono quasi più di 100 le persone e le famiglie che non potranno tornare nelle loro case. Sentiamo il servizio di GR Italia. Niscemi si sveglia con le nuove ferite della frana, i segni dei nuovi crolli di ieri sono evidenti, così come l'assenza della croce in pietra precipitata a valle è diventata simbolo di una comunità oggi sospesa tra paura e attesa. Questa mattina sul posto il capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano per un sopralluogo tecnico e un vertice operativo con il sindaco e i vertici regionali. L'arretramento della frana c'è ma sta rallentando e la Protezione Civile esclude al momento pericoli immediati per le persone. Il corpo di frana continua a scendere verso Gela anche se sta rallentando, ma questa è una cosa che non interessa l'assistenza alla popolazione perché scivola verso Gela, ma ci sono 3-4 aziende agricole, non sono urbanizzate, non ci sono cittadini, quindi dal punto di vista del rischio, il rischio per i cittadini non c'è. Tra le decisioni più importanti, quella che riguarda la fascia più esposta, i primi 50 metri a ridosso del fronte di frana non saranno più abitati, un provvedimento che segna un punto di non ritorno per molte famiglie.
99 nuclei familiari di composizione diversa, che quindi hanno la necessità di occupare case di dimensione diversa. Quindi bisogna fare in modo, fare scopa tra quelle che sono le dimensioni, i dimensionamenti dei nuclei familiari da un lato, con quelle che poi sono le case che riescono ad essere disponibili. Intanto sono in corso 2 studi satellitari per monitorare i movimenti del terreno e valutare la stabilità delle altre 2 fasce. Nel frattempo, per recuperare gli oggetti personali delle case inaccessibili, verranno utilizzati droni e squadre speciali di polizia. Altro capitolo delicato è quello delle scuole. I 3 istituti in zona rossa non riapriranno più. Si apre così un confronto con la comunità e con l'amministrazione per la realizzazione di nuove strutture. E poi la Croce Caduta verrà recuperata e verrà restaurata. Una scelta condivisa con il sindaco Massimiliano Conti per restituire alla città un simbolo di speranza. Sarà recuperata e sarà poi restaurata e verrà restituita alla comunità e ai cittadini di Niscemio. Ne ho parlato con il sindaco, perché è giusto che i simboli poi abbiano una loro significatività. Adesso sentiamo il triste recupero di chi ha perso tutto e è dovuto uscire dalla casa e quindi può soltanto prendere appunto pochi oggetti. Sentiamo le loro voci. Indubbiamente le cose che ci serviranno per il prossimo futuro, da qui a 15 giorni a un mese, adesso non so quantificarle, e quelle pergamene delle lauree dei miei figli, che sono costate tanti sacrifici a loro e sono costate tanti sacrifici ai genitori. Foto, le videocassette, tutto quello che è stato il mio passato. Le altre cose, l'abbigliamento, penso che mi sento meno legato a queste cose, ecco, al quotidiano. Quelli sono i ricordi. Il più importante è la foto di mia mamma che è morta a dicembre scorso. Non ho niente, ma una maglietta magari da tenermi, da stringermi. E la vorrei con me, ma meno male che non ha visto tutto, perché una seconda volta non l'avrebbe sopportato. Ho avuto paura, potevano anche uccidermi, parla il commerciante che è stato aggredito a Palermo da una baby gang. Marco Gullà. Se tu vedi 11 bambini, per me 11 bambini, non vai a pensare che possano essere 11 delinquenti. Lui è Luciano, un commerciante palermitano. Gestisce questo museo dei vecchi ricordi e domenica sera stava serenamente passeggiando con la moglie nei pressi del Tribunale di Palermo. All'improvviso è stato aggredito selvaggiamente da 11 ragazzini, o meglio bambini, perché come lui racconta, avevano tutti tra i 9 e 11 anni. Uno di loro, proprio con efferata violenza, proprio a quel punto non era più un bambino di 11 anni, proprio si è girato, si è caricato di energia per sferrarmi un pugno dritto proprio allo stomaco e a farmi male, proprio male. C'è proprio un'azione premeditata, un'azione che ritengo veramente fatta per volermi far male e soprattutto per volermi separare da mia moglie, perché l'intento, e ne sono convintissimo, era quello di essere rincorsi, in modo tale poi da lasciare io mia moglie sola e loro poi avrebbero potuto fare con lo scippo, insomma non funziona questa cosa. Ancora violenza a Palermo e a compierla sono sempre più i giovanissimi. Luciano si ritiene addirittura fortunato. Pensi pure che a 11 anni poteva anche poter avere un coltello e che quindi anziché sferrarmi semplicemente il pugno mi dava una coltellata e mi lasciava a terra e lì c'era poi la tragedia. La polizia di Augusta ha arrestato 5 persone per furti in abitazione. I colpi sono stati messi a segno dalla banda in un arco temporale che va dal dicembre 2024 al 2025. Rapina a una rivendita di bombole del gas in via Ughetti a Catania, col volto coperto e armato di pistola. L'uomo avrebbe minacciato un anziano presente nel locale, impossessandosi dell'incasso prima di scappare a piedi. L'identikit è stato subito divulgato a tutte le pattuglie, in pochi minuti è stato individuato e arrestato, aveva con sé il denaro appena sottratto. Andiamo a Siracusa, nel carcere di Cavadonna, dove ancora ci sono scontri tra detenuti e la polizia penitenziaria. Sentiamo il servizio di Francesco Loi.
Il carcere è sempre più teatro di aggressioni. Ancora una, l'ennesima a Cavadonna. Nel penitenziario di Siracusa questa volta vittime sono stati il vicecomandante ed un agente. Per quest'ultimo lussazione della spalla e 7 giorni di prognosi. Tutto perché un detenuto aveva deciso di cambiare cella senza alcuna autorizzazione. Quando gli è stato ordinato di tornare nel blocco 10, dove doveva stare, ecco le violenze. Con lui anche gli altri detenuti della cella del blocco 20, scagliati contro il personale. A Cavadonna, se non è emergenza, poco ci manca. Già qualche settimana fa altri casi di violenza avevano portato il carcere alla ribalta. Ormai di questa aggressione non se ne può più. Bisogna che ci siano pene certe su queste aggressioni, perché la questione non può continuare in questo modo. E tra carenze di organico e di rispetto per le divise, ormai nelle carceri diventa sempre più difficile lavorare. Breve pausa e poi andremo a Palermo per una mostra su Monet e dunque sugli impressionisti. Tesori impressionisti, Monet, la Normandia e la nuova mostra della Fondazione Federico II a Palazzo Reale di Palermo. Orazio Longo. Quasi 100 opere che esplorano il movimento pittorico impressionista, la mostra al Palazzo Reale di Palermo nel centenario della morte di Monet, un'esposizione che è anche un modo per celebrare la profonda relazione tra il mondo normanno e la Sicilia fin dalla sua conquista. Le caratteristiche di questa mostra è che rende conto del rapporto fenomenale in Normandia tra la fisica della pittura e la fisica della natura. La mostra Tesori impressionisti Monet e la Normandia sarà visitabile fino al 28 settembre ed è organizzata e promossa dalla Fondazione Federico II con il patrocinio dell'ambasciata francese e dell'Istituto francese. Un viaggio multisensoriale attraverso la realtà virtuale e la fotografia, ricorrendo anche alla nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. Una mostra che guarda anche alla solidarietà con la proposta avanzata di destinare l'1% dei ricavi lordi alla ricostruzione di Niscemi. Si parla di qualcosa di più di 80.000 euro, che sarà un primo segnale che la Fondazione vorrà dare nei confronti della popolazione di Niscemi per una parte chiaramente minima di quella che è la ricostruzione, ma come diceva Don Pino Puglisi, il poco di tanti può fare grandi cose. Spazio anche a una sezione didattica e divulgativa rivolta ai più giovani, seguendo una narrazione semplice nell'educare e intrattenendo. Ancora polemiche sul ponte dello Stretto, il deputato di AVS Angelo Bonelli ribadisce che la gara non è valida ricordando le decisioni della Corte dei Conti e la trasformazione da project financing pubblico-privato a opera finanziata interamente con soldi pubblici. L'altro aspetto è l'aumento dei costi da quasi 4 miliardi a 14,5 miliardi. Ciucci e Salvina, continua Bonelli, continuano a fare annunci sull'avvio dei cantieri per poi rinviarli a date successive. Rispettiamo la Corte dei Conti, replica Ciucci, le date tengono conto dei controlli appunto della Corte. Ci fermiamo una pausa pubblicitaria, ampia pagina con lo sport e soprattutto il calcio giocato siciliano. Eccoci al calcio, gara scoppiettante ieri a Marassi, finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, altalena di emozioni, alla fine pareggia Ceccaroni per i siciliani. Inzaghi dice un punto importante. Marco Gullà. Fuochi d'artificio a Marassi, Sampdoria Palermo regala emozioni e gol. Finisce 3-3, una partita infinita con i rosanero che acciuffano il pareggio oltre il 90° con questo colpo di testa di Ceccaroni. È il 12° risultato utile consecutivo per la formazione rosanero, che però adesso rischia di allontanarsi dalla zona promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, c'è l'ex Brunori tra i blu cerchiati. Inzaghi risponde con Jonsen dal primo minuto. Partita scoppiettante sin da subito, 2 gol annullati, uno a Brunori, l'altro a Pierozzi per fallo di Bani, ma i siciliani trovano il vantaggio al tramonto del primo tempo per una sfortunata autorete di Abigard dopo un cross di Palumbo. Ripresa, succede di tutto. Begic dopo 5 minuti pareggia e poi al 54° Brunori serve un assist al bacio per Pierini che segna il suo primo gol in blu cerchiato. Partita ribaltata. La Samp cala il tris al 23° sotto la pioggia battente con l'inserimento vincente di Cherubini su assist
assist dalla destra. Sembra finita, ma non è così. I cambi di Inzaghi danno la scossa ai rosanero che tornano in vita con il gol di Augello dopo una grande azione di Palumbo. Poi nel finale la capocciata di Ceccaroni regala il pareggio al Palermo. Negli istanti finali ci prova poi Ampalo, ma il punteggio resta sul 3-3. Una partita memorabile a Marassi. Partita dai 1000 volti, è chiaro che finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa insomma va bene così, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto il 3-3, anzi con poi Ampalo abbiamo sfiorato il 4-3, adesso non ho ancora visto quell'episodio, però insomma teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. Il Catania non va oltre il pareggio contro il Cerignola, al Massimino 0-0 il finale. Sentiamo Marco Carli. Il Catania non riesce ad andare oltre e questa volta non viene in soccorso nemmeno il campo amico. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento arriva il pareggio a reti bianche con il Cerignola dopo una gara di costruzione in cui il Catania ci prova, ma l'unica vera parata la fa Dini. Primo tempo dai ritmi bassi e con tanti errori tecnici. Quaini va in gol dopo un tocco di Allegretto, ma l'arbitro fischia fallo e resta dello stesso avviso dopo la revisione. Si deve arrivare quasi alla mezz'ora per vedere una conclusione insidiosa. Ci prova Jimenez da fuori area, sinistro al lato di poco. Il Cerignola però risponde con Parlato, questa volta il tiro di destro ma il risultato identico, pallone fuori. L'occasione giusta, la prima vera palla gol, capita sui piedi di D'Ausilio che da dentro l'area non capitalizza il passaggio di Corbari e spedisce alto. Fra l'avvio della ripresa e i primi minuti entrano Lunetta, Di Noia e poi Caturano e Bruzzaniti. Il Catania ha più profondità, da un'iniziativa di Lunetta il pallone arriva a Casasola che calcia alto. L'esterno si ripete, ancora servito da Lunetta ma spedisce fuori anche se non di molto. Tocca però a Dini salvare il risultato. Russo da sinistra, Pennello, un cross su cui Dorazio scaglia un tiro potentissimo che il portiere etneo respinge con un grande intervento. Toscano si gioca anche la carta Rolfini. Arriva l'occasionissima sui piedi di Lunetta, ben lanciato da Quaini, ma la conclusione deviata in angolo. Il Catania chiama anche 2 volte la revisione, ma l'arbitro non cambia idea. Nel convulso finale viene espulso Lunetta. Finisce la lunga striscia di vittorie interne, un risultato che, complice il Benevento che scappa, allontana anche il sogno della promozione diretta. Trapani travolto per 5-0 dal Benevento ieri sera al Provinciale. Franco Cammarasana. Pronostico rispettato, ma la batosta è stata più severa di quanto ipotizzabile per il Trapani. 5-0 infatti per il Benevento il risultato finale. Della squadra godibile fino a qualche settimana fa è scesa in campo ieri sera una brutta copia, adesso composta in buona parte da gente con poca esperienza che non trovava spazio nelle squadre di provenienza e che il cosiddetto mercato di riparazione ha fatto approdare a Trapani. Aronica, ieri sera in tribuna perché squalificato, ha lavorato in questi giorni per assemblare il cosiddetto Trapani 2, ma senza cavarne un granché. Per il Benevento tutto più facile del previsto. Al 16° ha sbloccato il risultato il trapanese Tumbinello, che ha spedito di testa in rete una maldestra respinta della difesa sul calcio d'angolo. 3 minuti dopo poi un bolide su punizione di Manconi ha chiuso in pratica la partita. Per il Trapani solo al 32° un tiro fuori misura di Benedetti che al 47° si è fatto ingenuamente spegliere. Semplice allenamento la ripresa per il Benevento, andato ancora in rete al 66° con Tumbinello sul rigore, 2 minuti dopo con Mignani e al 92° ancora con Mignani per il definitivo 5-0. Siracusa che gioca bene ma va a KO a Cosenza, decide la rete di Mausso nel finale. Leoni sempre più giù, ora -5 dalla zona salvezza e sabato c'è il derby con il Catania. Marco Petrolito. Il Siracusa torna a mani vuote dalla trasferta di Cosenza. Al San Vito Marulla finisce 1-0 per i calabresi a termine di una gara che sembrava essersi incanalata verso il pari, ma che, come l'andata, è stata decisa nei minuti finali da un episodio per gli azzurri molto sfortunato. Primo tempo vero d'emozioni, giocato sotto la pioggia e a ritmi contenuti. Il Cosenza si fa vedere al 7° con l'Angella, tiro alto, mentre nel finale di tempo gli azzurri ci provano con un destro di Job parato da Pompei. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Siracusa cresce. Al 60° Contini va vicino al gol con un destro da posizione defilata che sfiora il palo. Poco dopo Frisen
ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è alta. Il Cosenza risponde prima con Florenzi e poi con Cannavò, senza però trovare il bersaglio. All'82esimo ecco materializzarsi l'episodio che decide il match. Cross di Contiliano, uscita incerta di Ferroni e tapin vincente dell'entrato Maurso che tutto solo in aria firma l'1-0. Gli azzurri tentano il tutto per tutto, al 92esimo Di Paolo ha l'occasione per pareggiare ma manda alto con il sinistro da buona posizione. L'ultimo sussulto è ancora del Cosenza con Ferroni che vede il raddoppio sul pallonetto dalla lunga distanza di Berretta. Per gli azzurri una sconfitta amara, maturata dopo una gara ben giocata, decisa da un errore fatale che costa carissimo e li fa sprofondare a -5 dalla zona salvezza. All'orizzonte ora c'è il derby con il Catania che per i Leoni arriva in un momento della stagione difficilissimo. È tutto per questa edizione del mattino, la prossima ve lo ricordo alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.